Amici di Directa Sport, un saluto da Mattia Renna e benvenuti a Cuscagliari Quadrifoglio Porto Torres, gara 2 della finale della Serie C femminile. Il Quadrifoglio arriva a Cagliari con la speranza anche di chiudere la serie. Gara 1 vinta 3-1 a Porto Torres, che ha concesso il terzo set e poi ha chiuso così al quarto 3-1 per la squadra allenata da Gianni Nuvoli, che adesso ha la speranza di vincere la seconda finale playoff in 2 anni. Il coach della Quadrifoglio non le ha mandate a dire ai nostri microfoni, ha detto nel post partita di essere sostanzialmente solo con il territorio che non sostiene la Quadrifoglio, che però vince e arriva con poche pressioni, quantomeno l'ho detto così coach Nuvoli. Il Cuscagliari invece vuole allungare la serie, vuole conquistare gara 3, anche quella eventualmente si giocherebbe qui a Cagliari, alla palestra B di Saduchessa. Cuscagliari che ha vinto il girone B con 48 punti, 16 vittorie su 18 partite stagionali, poi 6 su 6 nel quadrangolare del pool promozione con Sorso, Selargius e Serramanna. Quadrifoglio che ha vinto il girone A. Anche per la Quadrifoglio 2 sconfitte nella stagione regolare, poi vittoria nel quadrangolare con Aquila, Olbia e Isbanchas. Adesso Quadrifoglio che torna a Cagliari dopo l'unica trasferta cagliaritana persa contro l'Aquila nel pool promozione. Adesso c'è una finale di Serie C, magari da vincere e poi valutare. Leoni inizia dai 9, primo errore, allora il primo punto di gara 2 è per il Cuscagliari. Per il Cus il primo attacco dei 9 per la schiacciatrice Marta Prisco. Salto spin piazzato in 6, raccoglie la numero 6 della Quadrifoglio, il libero Laura Carta. Quadrifoglio che costruisce il primo tempo, poi la pipe di Prisco incastrata bene, costruzione Quadrifoglio, non va giù neanche questa. I due liberi hanno incominciato molto bene gara 2. Altra palla in 4, rispedita al mittente Muro sull'attacco di Marras e allora 2-0 per il Cus. Ancora Prisco da zona 1, ha battuto molto bene la prima, batte molto bene anche la seconda, non rispedisce subito di Lapuzzu. La Quadrifoglio chiama la pipe, non può andare a terra quella di Andolfi, poi primo tempo di Bottero. Vediamo la scelta dell'arbitro, si rifà con il coach della Quadrifoglio che in realtà l'aveva anche chiamata in. Ma non vale la costruzione del primo tempo in extra rotazione di Carola Bottero. E allora Prisco per il replay, ancora con l'attacco dei 9. Accosciata profonda di Carta, grande ricezione del libero di Porto Torres, poi costruzione del Cus, fischiata la doppia a Flavia Lai. Un potenziale punto per il Cus, diventa il -1 in avvio del ritorno per la Quadrifoglio. A battere Pagano, piedi a terra, piazzato in posto 6, raccoglie facile Lusci, poi palla dietro, non può attaccare Manconi che allunga in zona 1. La Quadrifoglio costruisce il primo tempo, Puzzu la tira su e alla fine fischiata probabilmente la palla accompagnata, sì. E allora 2-2, Quadrifoglio immediatamente sul livello del mare. Pagano da zona 1 a zona 6, il Cus fa caos in ricezione, allora non c'è la palla costruita, aperta adesso in 4 con l'attacco diagonale molto profondo e molto buono di Clara Marras.
Subito tanto cercata la schiacciatrice classe 2003, che questa volta trova l'attacco favorevole e anche quello del vantaggio. Sorpasso della Quadrifoglio 2-3. Qui vuole subito attaccare Flavia Lai, che poi non è soddisfatta della sua scelta. Può essere soddisfatto l'attacco di Clara Marras, può essere soddisfatto della reazione Gianni Nuvoli, perché adesso è 2-4. Ancora Pagano a servire, attacca profonda, palla troppo profonda e allora primo errore dai 9 per la numero 3 di Porto Torres. Può andare a battere Bottero, salto flot anche lei con una battuta troppo lunga. Può andare a servire per Porto Torres Clarissa Attanasio, lei è una classe 94, la più esperta di questo gruppo molto giovane. Non c'è intesa per la costruzione del primo tempo di Ollecker, piazzato il colpo da Marras, questa volta non va a terra, allora Puzzu lungolinea, si difende la Quadrifoglio molto bene, poi non può attaccare. Free ball per il Cuscagliari, costruzione primo tempo di Ollecker, murata. Duello a muro vinto dall'altra centrale, Maria De Rosas. 6-3 per la Quadrifoglio. Puzzu, ricezione in palleggio, adesso deve attaccare da posto 4, palla incastrata nei 4 metri ma difesa da Marras, extra rotazione con la palla fuori di Andolfi che ha provato a piazzare il colpo lungolinea, questa volta non trova il premio Porto Torres, trova l'attacco dai 9 il Cuscagliari con la battuta affidata a Margherita Manconi. Forte in 6, accosciata puntuale di carta, poi palla in 4, Andolfi, mani out. Sino ad ora Quadrifoglio che riesce a gestire molto bene la fase break. Sempre molto puntuale in ricezione carta. Poi Ollecker, primo tempo chiuso in posto 1, palla nei 5 metri. Grande attacco della centrale di coach Gramignano. Cus a battere con Chiara Puzzu. Palla indirizzata in posto 1, Marras ricezione questa volta non pulitissima, ma poi un grande attacco riciclato da una delle maggiori protagoniste all'andata, Camilla Leoni. Riesce a piazzare il colpo, riesce a portare Porto Torres sull'8-5. De Rosas, errore in battuta della centrale della Quadrifoglio. A servire Ollecker, salto flot, allunga troppo. Errore anche per lei, adesso un po' da una parte e soprattutto dall'altra. Un po' di imprecisione a servizio.
Dai 9 per la Quadrifoglio. Andolfi che vuole cambiare il trend, mette nei guai la ricezione del Cus, che infatti rispedisce di là la free ball. Poi palla aperta in 4, Leoni non riesce a passare. (7-9) può cominciare il turno dai 9. La palleggiatrice del Kuslai. Carta tiene facile, poi palla aperta in 4, Leoni, altro muro. Cuscagliari a -1, Carta, questa volta pasticcia in ricezione, palla alzata nei 4 metri, la Quadrifoglio non può attaccare e allora il Cus ritrova la parità 9-9 con il primo vero errore in ricezione del libero di coach Nuvoli. Ancora da zona 1 Lai, in zona 1, diagonale profonda tenuta da Andolfi, poi palla in 4, Leoni con un colpo molto profondo e molto complicato per la seconda linea di Cagliari. La Quadrifoglio torna avanti. Ha fatto un punto importante, adesso va dai 9 Leoni, piedi a terra, palla lunga. E allora 10-10. Torna a battere Prisco, probabilmente la più pericolosa delle sue dai 9 metri. Tiene Carta, poi primo tempo rispedito al mittente, altro muro del Cuscagliari, questa volta sulla costruzione del primo tempo di Giulia Pagano. Sorpasso Cagliari, time out chiamato da coach Nuvoli, che vuole mantenere alta l'attenzione delle sue. Adesso 11-10, Gramignano ha l'occasione di parlare con la sua squadra. Nuvoli ha anche detto nel post partita che è giusto che vada in Serie B chi ha la possibilità, e il Cus ha detto queste possibilità ce le ha. Cuscagliari che però deve conquistarsela questa promozione, deve conquistarsi innanzitutto l'accesso a gara 3. Adesso Cus sul +1. Ancora a servire Prisco, molto forte. Ricezione che riesce a Leoni, poi Attanasio non riesce ad attaccare con la seconda e allora 12-10. Può continuare il turno dei 9 per Marta Prisco, questa volta forte in 6, tiene Andolfi. Primo tempo spinto a 2 mani da Pagano, che ricicla una palla molto sporca. Trova posto in zona 5, la centrale in maglia 3, che adesso va anche a battere. Pagano, piedi a terra, scappa la ricezione di Puzzu direttamente sul soffitto. Primo ace per Pagano, primo ace per la Quadrifoglio Porto Torres. 12-12.
Pagano, ancora lungolinea, Puzzu questa volta alza direttamente per De Rosas, sorpasso quadrifoglio, 12-13. Ancora dai 9 Pagano, questa volta direttamente sulla rete, finisce però con un buon turno in battuta la centrale della quadrifoglio Porto Torres, che adesso torna in panchina perché torna in campo il libero Laura Carta. Bottero piazza in 5 Attanasio, alza direttamente per Puzzu che scarta il regalo e attacca forte. Bottero ancora da zona 6, ancora ad aprire verso posto 5, questa volta sul nastro. E dunque 14 pari. A battere Attanasio, si sposta Prisco, la legge bene perché la palla è out. Cus che rimane avanti. A servire Manconi, forte, Marras tiene male, free ball per il Cus Cagliari. Primo tempo di Ollecker, chiuso molto bene. Va a terra il primo tempo della classe 2004, 16-14 per il Cus Cagliari. Manconi questa volta cambia il colpo, chiude troppo. Batte Marras, profonda in zona 6, facile la ricezione per Prisco, primo tempo di Ollecker, difesa della quadrifoglio, poi Ollecker tira su Puzzu, non la può tenere in campo e allora altra parità, avvio subito molto equilibrato in questa gara 2, 16 pari. Marras da zona 1 ma sempre in 6, piazzato l'attacco dai 9, poi Puzzu non può attaccare, la quadrifoglio rispedisce al mittente e torna avanti, 16-17. Marras da zona 5 a posto 6 si difende in qualche modo il Cus che poi contrattacca. Diagonale Puzzu tenuta, poi Leoni parallela. Gran punto della numero 5 della quadrifoglio che adesso prova ad allungare. E Gramignano chiama il time out. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
Tornano in campo Cuscagliari e Quadrifoglio. Turno in battuta molto proficuo per Clara Marras, che continua a cambiare zona di battuta, ma continua a servire molto bene. Puzzu ad anticipare, poi grande giocata con gli occhi dietro la testa di Flavia Lai, che riporta il Cus a -1. A servire Puzzu, salto flot tenuto da Carta, poi palla alzata dietro, Andolfi diagonale, si difende Manconi, rispedisce di là De Rosas, Prisco tira su, giocata masterclass della 6, poi De Rosas murata, duello a 1 vinto da Giulio Lecker, e allora parità per il Cuscagliari, 18-18. Puzzu tiene Marras, palla aperta, giocata da Leoni, grande diagonale, grande difesa di Prisco, l'ennesima della numero 3 che poi attacca molto bene, passa sul muro a 2 della Quadrifoglio, passa anche il Cus che torna a +1. Puzzu sul vantaggio del Cuscagliari, palla ancora da Leoni staccatissima e infatti non riesce ad incastrarla in campo. Il Cus arriva a quota 20. E altro time out chiamato da coach Nuvoli. Adesso +2 per il Cuscagliari che vuole mantenere la distanza in questo avvio di gara 2. Quadrifoglio che prima aveva costruito il vantaggio grazie ai servizi, adesso il servizio di Puzzu sta mettendo nei guai la seconda linea di coach Nuvoli, che infatti chiama il tempo. (20-18), il Cuscagliari vuole allungare nella fase decisiva di questo ritorno della finale di Serie C. Palla nei 5 metri, infatti deve lavorare Carta. Il Cus ha una palla ricostruibile, Prisco parallela, masterclass fortissima, grande difesa della Quadrifoglio con Attanasio che è andata tra i suoi tifosi. Primo tempo di Ollecker, difende a una mano Marras, grande azione, Leoni va diagonale ma spinge troppo, con alla fine il muro chiamato dall'arbitro. E allora primo tempo della Quadrifoglio sfruttato in qualche modo, punto che va alla squadra di Porto Torres. 20-19. Quadrifoglio che mette in campo anche Notarbo, va a battere lei adesso. Piedi a terra, la flot tenuta facile da Lusci, poi palla aperta, Prisco spinge ad una mano, la Quadrifoglio non riesce a difendersi. Adesso un cambio anche per il Cus, dentro Galano. Indirizza in posto 6, Marras lavora in ricezione, poi Leoni gioca sul muro.
Palla alleggerita e tenuta dal Cus. Manconi da posto 1 senza muro. Non fa male a Carta che difende bene. Poi palla in 4, Leoni ancora sul muro. La Quadrifoglia un'altra chance. Palla dietro Andolfi. Grande lungolinea. Grande attacco dell'opposto di Parto Torres. La classe 2006 riporta la Quadrifoglio a -1, si riprende il pallone per attaccare dai 9. Andolfi piedi a terra, Puzzu questa volta tiene bene, poi palla in 4, Prisco arriva forte, diagonale, tiene la Quadrifoglio che poi però deve offrire la free ball, allora il Cus può ricostruire. Prisco, seconda chance e palla out. Quadrifoglio che torna sul livello del mare, 21-21. Andolfi, questa volta palla corta nei 4 metri, deve tenere Puzzu. Prisco attacca senza muro ma molto staccata, non fa male a Parto Torres. Leoni sulla grande difesa di Lusci, ancora Prisco, diagonale masterclass, grande difesa di Marras, il Cus ha una free ball da sfruttare. Prisco staccatissima, non la mette a terra, Lai neanche, Bottero raccoglie. Prisco pallonetto, grande copertura di Andolfi, poi palla alzata, Leoni murata, il Cus torna a punteggio con un punto molto sudato ma alla fine molto bello e molto importante. 22-21. Dai 9 Lai, ma molto profonda, deve tenere così Andolfi. Poi Leoni, altro muro subito dalla schiacciatrice in maglia 5, altro muro fatto dal Cus che adesso vuole chiudere qui il primo set. 23-21. Flavia Lai da zona 1, Marras tiene in qualche modo la palla staccata, aggiustata da Attanasio. Lai difende Cagliari, poi Lusci deve alzare, palla buona, Manconi non riesce ad attaccare bene. Dai 9 Leoni, ultimi punti non facili per lei, questa ricezione non facile per il Cus e allora altro pareggio, questa volta quota 23. E dunque altro time out, questa volta lo chiama Gramignano. Noi andiamo un attimo in regia. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Torniamo live con Cus Cagliari e Quadrifoglio che stanno sudando tantissimo per prendersi questo primo set. Era stato Puzzu, ricezione buona, poi alzata dietro, Prisco spinge ad una mano e la decisione degli arbitri non fa esattamente contento Nuvoli & Co, perché effettivamente il secondo tocco di Lai sembrava non pulitissimo. È valido per l'arbitro e allora è valido il punto numero 24, il Cus alla prima set ball. Prisco attacca forte, Carta, grande ricezione, l'ennesima del suo primo set, poi Marras
Attacco diagonale masterclass della numero 9 di Porto Torres. Era finito 25-23 una settimana fa il primo set. Non finirà così questa volta in gara 2, perché Quadrifoglio allunga la storia del primo parziale. Adesso 24-24 e Pagano dai 9. Lusci, ricezione inancosciata, poi palla aperta, Puzzu, lungolinea, si è difeso ancora Porto Torres, Marras diagonale, questa volta difesa puntuale di Lusci. Ancora altra chance per Puzzu, Marras con l'ennesima difesa, poi Manconi rispedisce di là per il secondo set point del Cuscagliari. Gramignano che mette in campo Anna Figus. Il Cus vuole prendersi il primo set. Buona la battuta, infatti ricezione scomoda per Leoni. Poi Marras aggiusta il colpo, Puzzu, grande copertura, palla alzata dietro, Manconi chiude lei. 26-24, il Cuscagliari si prende il primo set, inizia bene la sua gara 2. Un attimo di pausa e poi di nuovo in diretta per la finale della Serie C femminile. Medea è la società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas naturale in Sardegna. Medea è presente in maniera totale o parziale in 24 dei 38 bacini in cui è suddivisa l'isola, compresi i capoluoghi di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Con i suoi 1400 km di rete nativa digitale posata, altri 1500 di network digitalizzato e oltre 100 depositi criogenici di gas naturale liquefatto, Medea è la società che nel 2020 ha portato il metano nell'unica regione italiana, la Sardegna, che fino a quel momento ne era sprovvista. Attualmente 111 comuni e 53.000 clienti hanno la garanzia di una fonte di energia sicura, affidabile e più economica di altre tradizionalmente utilizzate sull'isola. Su medeagas.it sono disponibili tutte le informazioni utili dedicate alla società, le promozioni relative ai nuovi allacci alla rete del metano, le attivazioni della fornitura, i contributi per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti interni necessari per consentire il servizio di distribuzione del gas. Per garantire un efficace supporto e accesso al servizio, Medea ha messo a disposizione dei cittadini una rete di infopoint in numerosi comuni della Sardegna, sportelli fisici situati a Porto Torres, Alghero, Sestu, Oristano, Siniscola, San Luri, Osilo e Narcao, per essere ancora più vicini al territorio. Medea, sicurezza, affidabilità, supporto e innovazione per la Sardegna. Torniamo in diretta per il secondo set di gara 2 tra Cuscagliari e Quadrifoglio Porto Torres. Il Cus si è preso il primo parziale vincendo 26-24
Ha chiuso Margherita Manconi con il block out. E adesso Kus che ha necessità di indirizzare subito anche questo secondo parziale, con un palazzetto che carica tanto le Kussine ma che si è fatto anche sentire lato Porto Torres. Prima palla del secondo set per Puzzu che attacca out dai 9 metri. Errore in battuta per la classe 2004. E allora primo punto del secondo set per Porto Torres che va dai 9 con Pagano. Piedi a terra, battuta molto insidiosa, tiene Puzzu. Ollecker, primo tempo molto molto buono. E allora 1-1. Ha fatto il punto, adesso va a battere Ollecker. Carta in qualche modo a tenere vivo il pallone. Poi Marras con un grandissimo block out ha giocato un ottimo primo set. Inizia così il suo secondo. Clara Marras con il mani fuori del +1 iniziale. Attanasio, Lusci con una ricezione sporca. Prisco deve aggiustare, non riesce a trovare il campo. Attacco out di Marta Prisco. (3-1) quadrifoglio, ancora Attanasio, ace per la palleggiatrice di Porto Torres, +3 iniziale per la squadra di coach Nuvoli. Attanasio ancora in zona Puzzu che questa volta tiene in qualche modo. R2 aggiustata da Lai e messa a terra da Prisco che torna a fare punti. Da zona 1 Lai apre il colpo, l'attacco dai 9 fuori. Non trova gioia lungolinea la palleggiatrice di coach Gramignano. Può andare a servire Marras, diagonale in 5, in qualche modo Bottero allunga il primo tempo. Poi Leoni, serve una grande copertura di Lusci, alla fine fischiata la doppia a Lai. Marras, diagonale in 5, scappa la ricezione di Puzzu che questa volta però quantomeno non tocca il soffitto. Free ball quadrifoglio, palla aperta in 4, Leoni sul muro. Una palla molto scomoda per il CUS, si trasforma in un punto per il CUS, quello del 3-6.
E allora può tornare dai 9 Marta Prisco. Attacco forte in 6 e infatti scappa la ricezione di carta. Free ball per Cagliari, non tenuta. E allora la Quadrifoglio ringrazia e si prende il 7° punto. De Rosas allunga, non tiene Puzzu, allora free ball per la Quadrifoglio, sfruttata dietro, Andolfi non mette a terra in diagonale, Manconi da posto dure, alto blockout. Bottero, salto flot, grande ricezione per carta, Leoni alleggerisce il muro del Cus che adesso può ricostruire, palla dietro da Manconi. La Quadrifoglio si difende bene, allora Andolfi non riesce neanche a lei a metterla a terra, poi si autocopre ma offre la free ball. Puzzu forte, vince contro il muro a 2 di Porto Torres. (5-7) nei primi palloni del secondo set di gara 2. Qualche problema nella ricezione di carta, poi piazzato molto bene il colpo di Leoni. Quadrifoglio sul +3, può andare a battere Andolfi. Piedi a terra lungolinea, Puzzu non tiene bene, palla facile e spinta di là da Leoni. Pus che continua ad avere qualche problema in ricezione. Adesso Quadrifoglio che prova ad allungare all'inizio del secondo parziale. 9-5. Andolfi ancora lungolinea, palla fuori. Cagliari che può tornare dai 9 con Margherita Manconi. Spinge troppo, battuta out dell'opposta del Cus. Leoni anche lei batte fuori. Un errore a testa, adesso 7-10 e a battere Puzzu. Salto flot di Puzzu che batte molto bene, Prisco risputa di là, alla fine trova anche un fortunoso money out, si prende in qualche modo il punto il Cus che vuole uscire dalle difficoltà di ricezione del secondo set. C'è riuscito in qualche modo a prendersi il punto numero 8 Prisco, con anche il nastro che ha allungato la palla fuori. Tiene il muro 2 di Ollecker e Prisco, poi Manconi senza muro, a tutto braccio, grande punto. 9-10, il Cus torna a -1.
Puzzu profonda in 6, tiene in qualche modo la quadrifoglio che poi va in 4, Marras sale molto in alto e poi Lai allunga sull'asta, non riesce ad autocoprirsi la palleggiatrice del Cus Cagliari, quadrifoglio che va sul +2. Tiene in palleggio Puzzu, R2 aggiustata da Lai, grande alzata per Prisco, grande attacco della 3, gran difesa di quadrifoglio, poi Marras piazza, non può far male a Lusci, primo tempo di Ollecher che può solo spingere ad una mano e allora Marras vuole chiudere il punto, non ci riesce, grande copertura di Attanasio, Marras lungolinea, spinge a una mano, tiene Puzzu, palla aperta per Prisco, diagonale, altra difesa di Porto Torres che rispedisce di là, poi Prisco trovata dalla doppia di Lai, la seconda del suo avvio di set e allora Porto Torres vince un grande punto conquistato dopo 2 grandissime difese. A servire Pagano, piedi a terra, ace, non c'è grande intesa tra Puzzu, Lusci e Manconi. Palla che cade, quadrifoglio che allunga, +4 e time out per coach Gramignano. Leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. Torniamo live, secondo set di gara 2. La quadrifoglio ha messo in grande difficoltà la ricezione del Cus Cagliari che continua a fare un po' di caos, infatti palla nei 3 metri per Prisco che aggiusta così. Piazza con il bugger nei 4 metri, la quadrifoglio non benissimo, la numero 3 del Cus sì, e allora -3 di Cagliari. A battere Ollecher, serve la cosciata di carta, Marras a tutto braccio, passa in mezzo al muro 2 del Cus che però alleggerisce, Prisco gioca sul muro, seconda chance per il Cus, Lai dietro, Manconi piedi a terra, non può fare meglio di così, Marras in extra rotazione, non fa male neanche lei, Bottero primo tempo che va a terra. 11-13 Cus. Può continuare il turno dei 9 per Giulio Ollecher che questa volta allunga troppo l'attacco dei 9. Attanasio piedi a terra, Puzzu tiene con la palla alzata nei 5 metri, grande difesa di carta che si sdraia e tira su ad una mano, poi ottima la copertura di Puzzu, non riesce a trovare il punto Lai, con una mano anche Andolfi, non fa punto neanche lei. Tiene il muro del Cus, Prisco alleggerisce, De Rosas mette i piedi, Prisco il pugno e salva il Cus, Attanasio alza dietro, Andolfi, duello a 1 vinto da... Vediamo Prisco perché c'è l'invasione della quadrifoglio, anzi no, c'è l'attacco diretto sul nastro e allora esauriti i tocchi
per Porto Torres, che rimane a +2 ma deve ricevere sull'attacco dai 9 di Lai. Lungolinea la palleggiatrice del Cus Cagliari, De Rosas allunga ad una mano, grande copertura di Prisco che poi va diagonale, palla che danza sul nastro, la Quadrifoglio aggiusta, Manconi si butta, salva il Cus, Prisco a tutto braccio diagonale, grande difesa di Porto Torres, poi Marras a tutto braccio anche lei, grande difesa anche del Cus, Lai dietro, Manconi senza muro, non va giù, carta presa anche questa, poi Lai alza, adesso punto molto lungo, Manconi con il colpo morbido e con la palla alla fine fischiata la doppia a carta. -1 per il Cus Cagliari. Lai da zona 1, grande attacco in parallela, grande ace di Flavia Lai che ha iniziato con qualche difficoltà il set ma riporta il Cus sul livello del mare, 14-14. Parità con l'ace della palleggiatrice classe 97 che adesso trova una grande difesa, Manconi staccata, trova la banda, palla direttamente sull'asta, Quadrifoglio che torna avanti dopo un periodo complicato. Da zona 5 Marras verso zona 5, per poco non trova l'ace, palla leggermente troppo profonda. Con l'ennesima diagonale lunga imbattuta della numero 9, la Quadrifoglio è andata vicina al punto diretto. Adesso torna a servizio Prisco, direttamente sulla rete. E allora 16-15, Quadrifoglio che va a battere con De Rosas. Salto, Flottella 10, anche lei allunga troppo. Ping pong di errori in battuta e allora potrà tornare a battere il Cus sul 16-16. A battere Bottero, chiude troppo anche lei, altro errore, il quarto contando 2-2. Quadrifoglio che adesso deve mettere ordine a battere Andolfi. Lei non sbaglia, Puzzu un po' sì, allora Lai deve cavarsela così. Free ball per Porto Torres, primo tempo di Pagano che è praticamente senza muro e piazza in posto 6. Dopo un periodo complicato per entrambe si torna a giocare. Pagano mette a terra il punto del +2 per la Quadrifoglio. Ancora piedi a terra, Prisco, ricezione molto buona, primo tempo di Ollecker, costruzione perfetta del Cus. (17-18). Torna dai 9 Manconi,
che sbaglia, palla sotto il nastro superiore e allora Quadrifoglio che ha un'altra possibilità in battuta, questa volta con Camilla Leoni. Leoni in 6, Prisco in affanno, Puzzu ripulisce, allunga con una mano, poi palla alzata per Marras, staccata, attacca molto bene da 4 metri, Puzzu sul muro alleggerisce quello della Quadrifoglio, poi Marras allunga e palla che scappa, come prova a scappare anche Porto Torres che adesso arriva a quota 20+3 della Quadrifoglio e time out per coach Gramignano. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. 17-20, la Quadrifoglio prova ad imporsi nella fase più importante del secondo set per mandare tutto sull'1-1 in gara 2. Puzzu aggiusta una palla molto scomoda, grande attacco sulla diagonale della classe 2004 che fa il punto numero 18 per il CUS e adesso andrà dai 9. Attacca Puzzu, tenuto il suo pallone dai 9, poi Prisco a tutto braccio, Marras difende ma non tiene, Lai attacca dietro, Manconi senza muro, non fa male a Porto Torres, poi il primo tempo di Pagano che vince contro il muro a 2. Adesso a colloquio Carta e l'arbitro con qualche protesta da parte della Quadrifoglio che voleva vedere qualcosa di diverso sulla palla alzata da Lai. Puzzu, ricezione in palleggio che scappa, Olleker deve offrire la free ball, Porto Torres ha la palla possibile per il 22, Lai ha altre idee, palla in 4 da Prisco, diagonale. Si difende ancora la Quadrifoglio, poi palla facile per Lai che attacca bene. Riporta il CUS a punteggio 19-21 e cambio per Gramignano dentro Giulia Galano. Piazza in 6 la numero 5, poi Marras, grande block out. Gioca molto bene sulle mani del muro, pardon, la numero 9. Adesso Quadrifoglio sul +3, 22-19. Attanasio serve piedi a terra, Lai deve aggiustare, lo fa bene Prisco, fa un buco, grande attacco sulla diagonale, palla che finisce sostanzialmente nei 5 metri per il punto del -2 del CUS Cagliari.
forse erano anche 4 i metri in cui è finita la palla di Prisco. Al Cus cambia poco, adesso alla free ball sfruttabile, anzi no. Gran caos nella metà campo della squadra di Gramignano, che sostanzialmente regala il punto numero 23 alla Quadrifoglio. E adesso più che mai si fa sentire la parte di palazzetto arrivata dal nord, con i sostenitori di Porto Torres che vogliono andare sull'1-1. Giusta Lai, Prisco tutto braccio sul muro, poi chiede scusa. E allora la Quadrifoglio ha il primo di 4 set ball. Adesso anche un cambio in palleggio per il Cus. Fuori Lai, dentro Finocchi. Va a servire Marras. Dovrà ripetere. Adesso può andare Marras, sempre da zona 5 con questa diagonale lunga. Puzzu in qualche modo tiene, ma la palla è alzata sui 6 metri. Manconi, lei aveva chiuso il primo set, chiude anche il secondo, ma per la Quadrifoglio allora 1-1. Secondo set chiuso sul 25-20. A Cagliari c'è un luogo dove l'equilibrio tra mente, corpo, lavoro e sport stimola nuove coscienze e un diverso modo di stare insieme. Si chiama Equity Park, è un'oasi verde nel cuore della città, con annessi un apprezzato ristorante, una splendida piscina all'aperto e campi da calcio. Per il mondo dello sport, Equity Park propone pranzi per le società che giocano nel capoluogo e un ottimo supporto logistico per organizzare al meglio la riunione tecnica pre e post gara. Per la tua trasferta sportiva, nel sud della Sardegna, scegli Equity Park per un mondo in equilibrio, un mondo più equity. Torniamo live per Cus Cagliari Quadrifoglio Porto Torres, la finale playoff è arrivata a gara 2 sull'1-1 con la Quadrifoglio che ha chiuso sul 25-20. L'ultimo parziale lo ha fatto con una grandissima voglia, soprattutto nei punti finali in cui il Cus ha fatto un po' troppo caos.
Kus che durante tutta la serie sta avendo problemi di ricezione. Quadrifoglio che sta riuscendo a sfruttare i punti deboli della squadra di Gramignano. Prisco, ricezione contrattacco, il primo punto è il suo, mani out e 1-0. A servire Lai da zona 1 a posto 6. La Quadrifoglio apre per Marras che gioca sul muro, avrà un'altra chance. Da posto 4 la 9, c'è stata l'invasione a muro di Bottero. Spinge Pagano, Puzzu si avvita in rotazione, in qualche modo riceve il pallone, ma adesso il Kus offre la free ball. De Rosas, primo tempo che non va a terra, gran difesa di Puzzu. Poi Prisco, non può attaccare neanche lei. Attanasio, lei sì che vuole attaccare, ma tanto staccata da rete non può. E allora 2-1. Dai 9 Prisco, molto forte sulla parallela, tiene Andolfi. Attanasio va in 4, Marras diagonale, gran difesa di Lusci. Il Kus ricostruisce con Puzzu che sale molto in alto, ma poi attacca fuori. Servizio di Attanasio, Lai lavora ad una mano, Bottero primo tempo che va a terra. Esauriti i tocchi della Quadrifoglio. Bottero, salto flotte, palla che scappa, ace per la centrale del Kus Cagliari. Punto diretto dai 9, molto importante per Carola Bottero che adesso va ancora con la salto flot, questa volta spinge troppo. Palla out. Quadrifoglio a battere con Marras. Piazzato in 6, poi Olleker. Primo tempo masterclass. A tutto braccio. Chiude molto forte la numero 17. (5-3) per il Kus. Manconi piazza in posto 1. Marras tiene facile. Poi palla alzata in 4. Leoni riesce a far cadere il pallone nei 3 metri. Allora 5-4 in avvio di terzo set. Con De Rosas che va a battere da zona 5. Attacco lungolinea tenuto da Lusci. Poi staccatissima Manconi a tutto braccio, gran difesa
di Clara Marras. Leoni sul muro, la quadrifoglio un'altra chance per ricostruire, aperta da Leoni, staccatissima, riesce a metterla in campo, grandissimo punto di Camilla Leoni. Con la classe 2002 che si era ritrovato il pallone sostanzialmente alle spalle, alla fine è riuscito a metterla in campo, la mette in campo anche De Rosas, anche con parecchia fortuna, ma la quadrifoglio completa il sorpasso. Ancora a servire De Rosas, questa volta errore per la centrale del 2003. (6-6) a battere Puzzu. Salto flot, ricezione facile per Carta, poi Leoni attacca sul muro a 2 del Cuscagliari, palla dietro, Andolfi diagonale, raccoglie Manconi, attacca forte Prisco, poi Lai, attacca forte anche lei, non la mette a terra, alla fine sì, non riesce la difesa alla quadrifoglio Porto Torres. 7-6 con il Cus che riesce a tornare sul +1. Puzzu chiude il colpo, scappa la ricezione di Andolfi, staccatissima Marras, attacca comunque, primo tempo di Ollecker, Carta vola a difendere questo pallone, Lai le riesce la copertura, poi Lusci in 4, Prisco in qualche modo altra difesa per il libero di Porto Torres, altro grande attacco di Leoni che riesce a superare il muro del Cuscagliari. Sette pari dai 9 Andolfi, Lusci, ricezione non perfetta, deve alzare Ollecker, attacco terrificante di Prisco sulla diagonale. Sempre Prisco a tirare fuori dai guai il Cuscagliari, questa volta con una grande diagonale profonda, la numero 3 di Gramignano. Ollecker, attacco dai 9 lungolinea, palla che scappa, battuta out della centrale del 2004. Piazza in 5 Leoni, Prisco ancora contrattacco, free ball per il Cuscagliari. Lai palleggia dietro, Prisco riesce a passare con Attanasio che adesso sta facendo un po' di fatica nella fase a muro. Batte molto bene Lai, attacca molto bene Marras.
Adesso le due schiacciatrici di Porto Torres, Leoni e Marras, stanno dando garanzie a coach Nuvoli. Dai 9 Pagano. Altra ricezione sporca del Cuscagliari. Manconi non riesce a mettere a terra. Marras piazza diagonale, trova il premio. Scappa la difesa di Manconi. Ancora Pagano, battuta in parallela, tiene il Cus, Prisco passa sul muro a 2 ma non sulla seconda linea della Quadrifoglio. Lusci deve andare anche in accosciata, il Cus in qualche modo si salva, può attaccare, Manconi piedi a terra. Marras da posto 4, Murata, grande muro del Cuscagliari che riesce a ritrovare il pareggio dopo uno scambio tutt'altro che semplice. Alla fine duello vinto. Grande muro di Carola Bottero che manda il Cus sul 10-10. Manda a battere Prisco. Con la spin lungolinea tiene Marras che poi attacca in parallela. Invasione a muro del Cuscagliari. Con l'attacco di Marras che mi sembrava essere eventualmente fuori, ma la Quadrifoglio che si prende il +1, 10-11. Manconi riesce a riciclare l'attacco per il Cuscagliari. Ancora altalena al punteggio, 11-11. Con il Cus che va a battere con Carola Bottero. Da zona 6 a zona 6. Tiene carta, Attanasio deve andare in Bagher. Andolfi gioca sul muro, la Quadrifoglio ha un'altra chance con Marras. Grande copertura di Bottero. Poi da posto 4 Puzzu, palla che non cade. La Quadrifoglio sta tirando su tanti palloni. Manconi attacca così. Poi palla alzata da Marras, sul muro anche lei. Il Cus alla free ball, Lecker non può attaccare forte. Allora Marras da posto 2, pallonetto, Bottero ci arriva, Manconi anche, Lai deve solo appoggiare. Può ricostruire la Quadrifoglio, Marras, Manconi, altra copertura. Poi Puzzu, staccatissima, forza l'attacco, non trova il campo. Palla direttamente in zona Nuvoli. Puzzu che ha avuto una palla staccata sui 3 metri. Ha cercato comunque di piazzare in diagonale, non ci è riuscita. E allora Quadrifoglio che prova a condurre. Adesso serve dare continuità a quanto mostrato di buono per la squadra di Nuvoli, con il Cuscagliari che sta cercando di rimanere attaccato anche a questo set. Il Cus ha una vitale speranza di portare tutto a gara 3. Palla alzata da Puzzu, questa volta trova il punto.
Sale molto in alto adesso Chiara Puzzu, 12-12, allora altra parità. A servire Manconi, carta in accosciata. Attanasio deve aggiustare, Leoni sul muro, poi risputa di là. Lusci raccoglie, Manconi da posto 1, chiude il colpo, non riesce ad impattare bene. (12-13), allora anche due cambi. Cambiata la diagonale principale per il Cuscagliari, a palleggiare dentro Finocchi, ad attaccare dentro Figus, fuori Lai e Manconi. Quadrifoglio ancora oltre. A servire con De Rosas, che passa anche sul nastro, poi Puzzu, diagonale molto forte, alla fine fa caos. La classe 2004 del Cuscagliari, che aveva attaccato molto bene, poi si è ritrovata con un pallone in mano. De Rosas ancora nella zona di Puzzu, Finocchi questa volta apre in 4, non attacca forte Figus. Leoni, lei sì che va forte ma sul muro, la Quadrifoglio deve ricostruire, Leoni staccata, non riesce ad incastrare il colpo, attacca direttamente sul nastro. Può andare a battere Chiara Puzzu. Tiene carta Attanasio dietro, Andolfi vuole il tocco del muro, lo ottiene. (15-13). La Quadrifoglio attacca dai 9 con Andolfi, tiene in 6 Lusci, poi Prisco a tutto braccio, Murata vince il muro a 1 di Attanasio, che infatti esulta tantissimo perché in questo set ha fatto fatica a muro, ma adesso vince il duello con l'attaccante più forte dell'altra squadra. Manda Gramignano a time out. 13-16 e la parte di palazzetto arrivata da Porto Torres si fa sentire tantissimo. Adesso Nuvoli sembra comunicare calma alla sua squadra. La Quadrifoglio sta dimostrando di essere una squadra molto forte. Adesso vuole cercare anche di andare al di là del fattore casa. Riceve male Puzzu, anche ace di Andolfi. La Quadrifoglio torna meglio in campo dopo il time out. Andolfi, diagonale da posto 1 a posto 1, Finocchi aggiusta, Ollecker trova il mani fuori, il Cus torna a punteggio. Adesso la Quadrifoglio però vuole mantenere le distanze
è sul 14-17. A battere Ollecher, nastro e palla che passa. Leoni in qualche modo aggiusta, poi Andolfi staccatissima. Con una palla scomoda Figus non riesce a far male alla Quadrifoglio. Leoni diagonale, grande difesa in accosciata di Ollecher, poi Prisco. Ennesimo attacco masterclass della numero 3 del CUS, che adesso fa alzare la voce al tifo cagliaritano. Ollecher forte in 6, tiene la numero 6 carta, poi Leoni sul muro, si autocopre molto bene. Andolfi staccata, tira forte sul nastro, palla che passa, free ball per Porto Torres, palla aperta in 4, Leoni piazza in 6 dove c'è Ollecher, Prisco forte, parallela, grande difesa di carta, Leoni ancora murata, Figus tira su, alla fine fischiata la doppia ad Anna Figus, che era riuscita in qualche modo ad aggiustare il pallone, ma lo ha toccato una volta di troppo. Quadrifoglio sul più 3, a battere è entrata in campo Notarbo, che serve piedi a terra, trova anche lei Leis. Ace della classe 2005. Adesso la Quadrifoglio ha allungato, 19-15, serve ancora in zona 5, Notarbo poi a tutto braccio, Figus trova il money out. Non riesce a chiudere il muro Pagano. Dai 9 metri in zona 1 Figus, attacca forte ma troppo. A battere Pagano, 16-20. Nel secondo set alla fine scappa. La ricezione di Puzzu, altro ace per la Quadrifoglio, ancora problemi nella ricezione della squadra di Gramignano, che adesso va sul -5, ma soprattutto vede andare Porto Torres a -4 e Gramignano chiama time out.
Quadrifoglio sul +5, adesso vuole allungare per chiudere il set, andare sul 2-1. Prisco diagonale tenuta da Pagano, poi tenuta anche Marras che trova il muro del Cuscagliari. (17-21). Il Cus ha fatto punto, adesso va a battere con la sua migliore attaccante Marta Prisco. Fa ruotare verso posto 1 ace anche per lei, che continua a giocare una grandissima gara 2 di finale. Prisco a battere, cambia zona, non risultato, secondo ace di fila per Marta Prisco, che dà ancora speranza al Cuscagliari, adesso a -2. E questa volta il time out lo chiama Nuvoli, perché prima i problemi in ricezione li ha avuti il Cuscagliari, adesso li sta avendo la Quadrifoglio, che rimane avanti ma vuole mantenere la distanza di sicurezza. Cuscagliari che invece ha bisogno di ritrovare coraggio, intanto si prende questi 2 ace di Marta Prisco, che si sta dimostrando ancora una volta decisiva nel punteggio di Cagliari. Da zona 1 Prisco piazza in 6, questa volta riesce la ricezione a Leoni. Marras chiude il colpo, gioca una palla morbida nel cuore della seconda linea del Cuscagliari. Attanasio, flot, piedi a terra, con la palla che si allontana dalla linea, e allora 20-22 con il Cus che rimette in campo Galano. Galano profonda, non benissimo questa volta Carta, palla aggiustata in 4, Andolfi tira profondo, Lecher non può andare forte, Marras in qualche modo piazza in posto 1, Finocchi con la seconda non trova il punto, Marras forte sul muro, tiene Puzzu, Quadrifoglio che va in 4, Leoni allunga in parallela, tiene Prisco, poi Puzzu chiude direttamente sul nastro. La Quadrifoglio va sul +3. (23-20), adesso a battere Marras, lungo linea, tiene in qualche modo Puzzu, poi Figus da posto 1. Si difende Porto Torres, Attanasio, bagher rovesciato, grande difesa di Prisco sull'attacco di Leoni, Figus staccatissima, Attanasio senza problemi, allora costruzione per Andolfi, il muro del Cus
è sull'asta, con la parte cagliaritana che avrebbe voluto l'attacco sull'asta. E alla fine l'arbitro che indica il 24-20. E allora ci sono anche adesso 4 set ball per la Quadrifoglio. Prisco in accosciata, tiene in qualche modo, poi Puzzu non riesce ad allungare la storia del set. Palla in 4, Leoni chiude qui il terzo parziale. Come al secondo, la Quadrifoglio vince 25-20. Piccola pausa e poi al ritorno saranno sensazioni diverse, con il CUS che vuole allungare la storia e la Quadrifoglio che vuole vincere la finale. leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. (26-24, 20-25, 20-25). La Quadrifoglio ha indirizzato pesantemente questa gara 2 di finale playoff. Adesso vuole chiudere qui la serie, dedicarsi solo alla festa per la seconda vittoria in categoria in 2 anni. Il CUS Cagliari adesso ha bisogno di cambiare marcia per allungare invece la storia della sua stagione. Batte Puzzu la prima palla del terzo. Marras vuole metterla a terra, non ci riesce. Poi Prisco aggiusta, Manconi staccata, tira forte. Palla alleggerita in 4. Lusci, grande difesa in accosciata. Poi Prisco a tutto braccio, si difende ancora la Quadrifoglio, che adesso può ricostruire l'attacco. Marras lungolinea, Puzzu. È iniziato molto bene il terzo parziale, messo a terra. Poi il pallone da Prisco che realizza il primo punto del quarto.
Puzzu ancora profonda, ricezione sporca per la Quadrifoglio, poi Olleker in extra rotazione trova posto in zona 5. Puzzu piazza in posto 1, poi Andolfi staccata, non riesce a giocare la palletta, palla direttamente sulla rete. Allora il Cus inizia, se non altro molto bene, il suo quarto set. Ancora dei 9 Puzzu, Attanasio con gli occhi dietro la testa trova il punto con il secondo tocco. Pagano, ace nella zona di conflitto tra Puzzu e Lusci. La Quadrifoglio risponde subito al Cus. 3-2. Pagano ancora in zona 6, questa volta raccoglie Lusci, poi Prisco, Murata. Pagano, piedi a terra, Lusci non bene, aggiusta Puzzu, Prisco. Pallonetto spinto, raccolto facile da Marras che poi gioca sul muro, si autocopre, Olleker sputa di là. La Quadrifoglia un'altra palla, Marras sulle mani del muro. Poi Olleker, primo tempo che non può andare forte. Adesso Marras gioca una grande palla. Sorpasso Quadrifoglio, Finocchi aggiusta in 4, Prisco sale alta, poi non mette a terra il punto che è di Porto Torres, che ha reagito benissimo a un avvio di quarto non semplice. Adesso va anche sul +2. Tiene Puzzu, R4, allora il Cus non può attaccare. Attanasio primo tempo di De Rosas che non va a terra, Finocchi apre in 4, Prisco passa contro il muro a 2 della Quadrifoglio. Serve Olleker, salto flot in 6 tenuto da Porto Torres, poi Marras chiusa, free ball per il Cus, Prisco fortissimo, grande difesa di Leoni, è andata profondissima, una cosciata, poi Finocchi vuole attaccare subito, non trova il punto. Andolfi senza muro ma staccatissima, non trova il punto neanche lei. Manconi attacca piedi a terra,
Carta difesa facile, Marras, Muro a uno di Finocchi che tiene. Ancora meglio fa Prisco, il Cus però non può attaccare, allora Marras, mani out. A battere Attanasio in zona 5, la ricezione per Lusci, poi Prisco, diagonale stretta che scappa via. Come prova a scappar via in questo avvio di set la quadrifoglio Porto Torres. Può continuare il turno dei 9 per Attanasio sul +3. Finocchi apre in 4, Prisco lungo linea, fa un grande attacco, riporta a punteggio il Cus in un periodo molto complicato. Finocchi, salto flotto in 6, Marras praticamente fuori dal campo, trova l'attacco sulla diagonale. Ha trovato un grande punto Clara Marras, adesso va a battere da zona 1. Flot piazzata in 6, Bottero, primo tempo sul muro e poi rischiata anche la palla accompagnata dalla centrale del Cus. (9-5). Marras, ace con l'attacco dai 9 lungo linea e Gramignano deve ancora mettere a posto la ricezione delle sue ragazze, chiama time out. (5-10) allungo importante in questo avvio di quarto set per la quadrifoglio, con Marras ancora nella zona di Puzzu che questa volta riceve bene. Manconi forte diagonale, tiene Leoni, poi palla dietro Andolfi, piazza il colpo allungato e il punto per Porto Torres che va sull'11-5. Ancora dai 9 Marras nella zona di conflitto di Puzzu e Lusci, che dopo un brivido possono attirare un sospiro di sollievo perché la palla è out. Torna dai 9 Prisco, tiene Marras, poi spinto ad una mano il primo tempo da De Rosas,
Manconi senza rincorsa. Scelta Andolfi che attacca sul muro, alla fine attacca con il fallo, la Quadrifoglio, fischiata la doppia. Con Andolfi che ha attaccato direttamente sul nastro. E allora 7-11, con Prisco che può continuare il suo turno in battuta, ed è una buona notizia per il CUS. Infatti attacca forte Nastro e poi Carta che tiene anche questa. Leoni lungolinea, Prisco si sdraia all'alzata in 4, Puzzu, grande attacco, palla in campo. Serve di sicuro la qualità in attacco di Marta Crisco, che può far male alla Quadrifoglio anche in battuta. Carta, ricezione, palla sui 5 metri, poi grande attacco di Leoni. L'ennesimo nella partita della numero 5. De Rosas, salto flotto in zona 6, tiene Lusci, Finocchi dietro, Manconi sul muro. Bottero, copertura importante, poi Puzzu, gioca a lungo linea e alla fine il muro della Quadrifoglio va sull'asta. Bottero, battuta profonda, tenuta da Carta, Leoni sale molto in alto e va molto forte in diagonale. 13-9 Porto Torres, che continua ad avere una grandissima confidence nei suoi attaccanti. Da zona 5 Andolfi. Anticipa in palleggio Puzzu, poi Manconi riesce a vincere il duello contro il muro a 2 di Pagano e Leoni. Poi errore dai 9 per Manconi, il CUS non sta riuscendo a dare continuità alle sue buone fasi. Servizio profondo, molto quello di Leoni. Batte Puzzu, Attanasio apre in 4 e grande attacco ancora con il blockout. Trova gioia Clara Marras. (15-11). Finocchi deve allungare di là, costruisce la Quadrifoglio, Andolfi, ennesimo attacco dell'opposta di Porto Torres. E adesso cambio per il CUS, fuori Manconi, dentro Figus.
Dai 9 Pagano, variazione verso posto 1, Lecker Murata. Adesso al CUS girano veramente poche cose, la Quadrifoglio mantiene un livello altissimo per andarsi a prendere questa serie di finale playoff. Gramignano chiama time out perché il Cagliari è a -6, 17-11 avanti Porto Torres. (11-17), la Quadrifoglio vuole chiudere la finale playoff. Intanto battuta out di Pagano. Dainovio Lecker batte molto bene verso zona 5, Marras contrattacco in parallela. Continua a giocare una grandissima finale la schiacciatrice in maglia 9. Attanasio, piedi a terra, in qualche modo il CUS riesce a costruire l'attacco, ancora una volta di grandissimo livello di Marta Prisco, che riesce a piazzare in 6 batte Finocchi, ricezione sporca della Quadrifoglio, attacco ottimo lungolinea di Andolfi. Adesso CUS parecchio in affanno nella fase muro difesa. Con gli attaccanti della Quadrifoglio che passano molto frequentemente. Marras, salto flotto in 5, Finocchi va dietro, Prisco a tutto braccio. Ancora una volta grande fase muro difesa di Porto Torres. Poi palla aperta in 4, Figus controtempo e allora la Quadrifoglio allunga anche sul +7. Finocchi in 4, Figus alleggerisce anche il muro della Quadrifoglio che poi sale ad attaccare con Leoni. De Rosas alla free ball, la Quadrifoglio, Attanasio dietro, Andolfi morbido, Finocchi allontana, altra free ball per le turritane, con la palla che scappa, Lusci che non ci arriva. Ancora Figus ad attaccare, non riesce a fare punti, poi Leoni scappa il suo attacco con la Quadrifoglio che vorrebbe il tocco del muro, non secondo l'arbitro.
a battere Prisco, sbaglia anche lei. Attacco dai 9 direttamente sul nastro. (22-14). De Rosas serve bene nella zona di Puzzu, che riceve con qualità, poi non può attaccare una palla molto distante. De Rosas, ancora salto flot. Puzzu questa volta attacca lungolinea. Si difende la Quadrifoglio che vuole il set point. Rinviato per ora, Finocchi ancora aperta in 4. Puzzu attacca bene. A battere Galano. Carta giusta, poi primo tempo di Pagano. Palla out, ci sono 9 set ball per la Quadrifoglio Porto Torres, che per la seconda volta nel giro di 12 mesi vuole dedicarsi solo alla festa per la vittoria nella Serie C. Palla piazzata profonda, tiene Puzzu, Finocchi dietro, Figus senza muro, la Quadrifoglio difende anche questa e poi Puzzu sputa di là, rinviato l'appuntamento tra Quadrifoglio e punto numero 25, tra Quadrifoglio e festa. Batte Figus, tiene carta, Attanasio in 4, Leoni, diagonale che scappa. E allora il Cus può rialzare la testa, se non altro, per chiudere al meglio un'altra grandissima stagione. A servire Figus, palla out, è un déjà vu di un anno fa. La Quadrifoglio vince ancora in Serie C, chiude qui la gara contro il Cus Cagliari, si prende la finale playoff, adesso festeggia e poi sarà da capire se il prossimo anno sarà la tanto attesa Serie B2. Con il Cus Cagliari che esce con l'amaro in bocca, ma anche con la consapevolezza di aver giocato una grandissima stagione. Il Cus Cagliari che ha trovato continuità quest'anno più che mai anche con il settore femminile. La Quadrifoglio che invece vince anche lontano da casa e può andare a festeggiare con la sua gente adesso. Da Cagliari è tutto, un saluto da Mattia Renna, un ringraziamento ad Alberto Tosini per il suo lavoro alle immagini e in regia e un buon proseguimento di serata con la programmazione di Directa Sport.